Saluda a tutti e compacui na bievi di azar a settimana n'Anterce FM, dopo i paesi di Madra e Mui da Cinandemu oggi in pianelu per studiare su Iorno e ma scontra subito un giorno cabradio a 21 anni si chiama Giuseppe Riolacci. RCFM e Campacui. Allora, qui siamo in un paese pianero, e uso particolarmente in un paese pianeruccio. C'è una trentina di abitanti, C'è una trentina di abitanti che stiamo nata qui, Io sto mai nata sempre qui. Ho 200 capre corse, una volta 200 capre corse. Allora, un mestiere è venuto, mai nuova mia, ma ho sempre animali. Ma ho sempre le capre, ma ho sempre capre, mo corso a buon zio, erano animali. E ero a scuola, non aveva di giocare radio, da aria. E usava domenica, collava sempre qui, aiutavo mio zio, e domenicate sempre, per le vacanze, per aiutare mio zio e mio babbo alle capre. A principio non era manco troppo una passione, era di più per piacere. E poi più andavo, più mi desidero a cuore di fare questo mestiere e mi sono piaciuto la passione. Tanto sono andato 3 anni a Liceo Agricolo in Borgo e questo mi ha permesso di sviluppare, mi ha più di imparare bene più da fare per rapporto a questo mestiere qui. Allora io lavoro sempre in antica per ora, siamo sempre in antica, mangiamo a mano, sempre con quelle anziane di nere. Ma per ora sono sempre all'antica, sono sempre all'antica. E bon, ora spero da qui a qualche anno di cercare di sviluppare appena la sfruttazione, di modernizzare appena. E per questo è un progetto, che è una macchina mondiale, o per meno strasiare, per più essere, bon, come ai tempi, un po' così usava fare i tempi, restava sempre quantunque qualcosa ma bon, cioè, ma cercare di meno strasiare. Allora, io per ora, bon, faccio mica formaio. Vendo latte a una formaieria, tutti i giorni vado alla formaieria in Ottavi, vendo latte, ma spero più tardi di cercare di fare un formaio, di poter fare conoscere il formaio più tardi, quando sarà di conoscere più modernizzato, di cercare di fare conoscere il formaio. Allora, un mestiere per me rappresenta già tutta la mia gioventù e poi per me campo in paese, essere con gli animali tutti i giorni, per me è tutto, per me è una ricchezza perché un mestiere mi è sempre piaciuto, come voglio dire, al principio non era manco troppo una passione, poi mi è venuta una passione così e un mestiere per me è tutto, mi dà una cuore, veramente è un mestiere che mi piace. Et demain, nous resterons dans l'agriculture, nous irons au village de Zouani pour retrouver un apiculteur, Alexandre Giuganti. A domani dunque per a Zeuda de Compacui, quarto giorno sempre in Avieve di Azar. RCFM e Campacui.